Buongiorno a tutti, per chi non mi conoscesse sono Martina, ho 26 anni e 3 anni fa mi è stato diagnosticato un cancro al colon metastatico. Oggi sono qui a fare questo IGTV per denunciare la situazione negli ospedali lombardi, cioè zona rossa. Allora, vi racconto in breve quello che mi è successo. Quando avevo 23 anni mi è stato diagnosticato questo cancro al colon con metastasi al fegato. Dopo vari interventi e varie chemioterapie ero stata dichiarata guarita. A dicembre 2019 dai controlli è emerso che la malattia non era scomparsa ma aveva ripreso a lavorare e aveva creato una linfodenopatia. Mi pare che si dica così. Comunque, parte un altro calvario, perché la macchina si mette in moto a marzo 2020. A marzo 2020 è esploso il Covid, siamo finiti in lockdown, in quarantena e il sistema sanitario ha iniziato a soffrire e risentirne. Durante il periodo che è partito a marzo, io non ho potuto fare quasi nessuna visita specialistica in compagnia dei miei genitori, perché ovviamente si preferisce fare entrare solo il paziente ai colloqui, quindi già noi malati veniamo isolati ulteriormente. Il calvario continua perché molti ospedali, uno in particolare, non mi ha neanche preso in cura. Non so adesso se per la mia patologia o perché erano sovraccaricati dalla situazione. Rimane il fatto che inizio la radioterapia e dovevo iniziare anche la chemio, sempre a marzo questo. Prima di iniziare tutto questo percorso mi ero rivolta all'ospedale San Raffaele per propormi per fare la conservazione ovarica. Era tutto programmato, avevo la visita, 2 ore prima della visita mi chiamano dicendo che gli ambulatori sono chiusi causa Covid. Quindi mi è stata tolta ovviamente non per colpa del San Raffaele, ma per colpa di questa pandemia globale, mi è stata tolta l'opportunità di conservare i miei ovuli, perché io non so come andrà avanti la mia situazione, ma se un giorno avessi avuto bisogno di questi ovuli, io non li ho, perché gli ambulatori hanno chiuso. Quindi, una volta scartata questa ipotesi, inizio i miei cicli di radio e di chemio. Li finisco, rifaccio i controlli, arriviamo ad oggi che faccio i controlli. Se prima mi avevano detto che mi avevano prospettato la mia vita potevo solo fare delle chemio, ero inoperabile, anzi o meglio non era indicato operare nel mio caso. Fatalità, si può operare, forse ci stiamo avvicinando all'operazione. Ho fatto mercoledì il pre-ricovero, oggi ho consegnato gli ultimi esami per confermare o meno l'operazione. Mi è stato detto che l'attività chirurgica è sospesa. Ragazzi, l'attività chirurgica è sospesa negli ospedali, quindi capite che un intervento come il mio, che potrebbe essere salvavita, ma non ci sono solo io parlo per me, ma penso di dar voce anche a tante persone che sono nella mia situazione, ci vengono tolte le visite, ci vengono annullati gli interventi. Ragazzi, la situazione è grave. Quando dite è un'influenza, ma io sono giovane, dovete pensare che vostra sorella, vostra mamma, vostro padre, vostro nonno, io vi auguro di no, ma le vostre conoscenze, le vostre famiglie possono aver bisogno di cure mediche, non per il Covid, ma c'è tanto altro. E il sistema sanitario è talmente in sofferenza che non può curare. E secondo voi, quando si dice scegliere chi mettere in terapia intensiva o chi no, ma già questo, annullare le operazioni, sospendere l'attività chirurgica, non è già una scelta? Perché la priorità è l'emergenza e non i singoli casi. Ma ragazzi, sapete quanti malati siamo in Italia e nel mondo? Quante diagnosi di
quanta prevenzione è saltata quest'anno a causa di questo virus. Io non so come andrà a finire questa situazione, non so se la mia operazione si potrà fare o meno, però vi chiedo di condividere questo video se ritenete giusto condividerlo, per carità, perché questa vuole essere una denuncia verso, non so neanch'io, contro il governo, contro Fontana, contro non lo so chi, non so con chi prendermela, e mi rendo conto che anche stare ai piani alti e prendere decisioni non è facile, ma sicuramente non è la scelta giusta annullare degli interventi salvavita, non è giusto sospendere l'attività chirurgica e mettere in pericolo delle persone che ce la stanno mettendo tutta per uscire da questa situazione. Quindi qualcuno, anzi si parla spesso in questo periodo di potere della condivisione. Io vi chiedo di dar voce a me, ma non solo a me, a tutte le persone che sono nella mia situazione, a tutte le persone che credono in questa causa. Taggate, inviate, fate qualsiasi cosa, ma io vorrei tanto che questo mio messaggio arrivasse lontano, molto lontano, perché questa situazione va risolta, perché il Covid è un problema per tutti quanti, perché a tutti purtroppo ognuno di noi può avere delle esigenze mediche e non è giusto che queste esigenze non vengano rispettate e portate avanti, perché la salute è importante per tutti. Non possiamo far spegnere il sistema, soprattutto quello sanitario, per la pandemia. Dobbiamo andare avanti e ci dobbiamo aiutare tutti, dobbiamo aiutarci con i distanziamenti, dobbiamo aiutarci con le mascherine, dobbiamo rispettare le regole, perché stiamo andando al collasso. E fidatevi, ne sto girando di ospedali, tanti, e sono tutti al collasso. Quindi io vi mando un bacio virtuale, un abbraccio sempre virtuale e a distanza, e per favore condividete, taggate chi pensate che abbia un seguito tale che, se vede questo messaggio, può farlo arrivare lontano. Io ce la metto tutta, penso che più di questo non posso fare. Incrociamo le dita e speriamo di uscirne presto. Un bacio a tutti quanti.